Buona giornata, bentrovati, nuovo appuntamento dedicato al mondo dello sport sui nostri canali, sulla nostra e vostra web tv www.venetoglobe.com. Trovate tutti i nostri servizi, le nostre interviste, i nostri reportage in modalità on demand, mentre per chi ama ancora il digitale terrestre, prendetevi nota, canale 95 del digitale terrestre per l'appunto, Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia. Ogni sera alle 19:40 in onda il nostro primo appuntamento con Veneto Globe Sport e poi nella seconda parte di serata ed infine nella terza parte, diciamo così, della giornata totale, cioè nella primissima parte della mattinata di domani. E allora parliamo di Coppa del Mondo di volley maschile in Giappone, siamo alla chiusura. Gli ultimi due incontri per quanto riguarda l'Italia con Iran e Brasile, un Brasile tra l'altro che ha iniziato la partita di oggi contro l'Italia già sapendo che aveva vinto il torneo. Per quanto riguarda gli italiani, Iran vittoria per 3-2 in rimonta, l'Italia perdeva 2-1 e con il Brasile invece sconfitta netta ancora una volta per 3-0. Settimi sono gli azzurri, mentre vittoria, vi dicevo, per i carioca. Nel basket a 1 maschile la TVB di Treviso gioca bene a Bologna ma perde contro la Fortitudo e adesso la attende Venezia, o meglio è il caso di dire che Treviso attende Venezia al Palaverde e dopo 2 ore di vendita di biglietti sold out per quanto riguarda il Palaverde che vedrà il tutto esaurito appunto sabato per giocare contro la compagine di De Raffaele. Supercoppa, rimaniamo sempre nel basket, questa volta femminile, la Supercoppa di A1 donne si è chiusa con la vittoria di Schio, vi dicevo, sul proprio campo ieri contro Ragusa, risultato finale 61-54. Ci siamo un pochino informati, Schio vince questo trofeo per l'11ª volta ed è la 9ª di fila e adesso punta al tricolore e sarebbe il tricolore numero 11. Nazionale maggiore di calcio vittoriosa contro la Grecia per 2-0, stasera ritorna in campo la formazione di Mancini che per l'ennesima volta, anche per dare premio a tutti i giovani inseriti, fa un turnover quasi completo. A Vaduz si gioca contro il Liechtenstein, l'Under 21 invece di Nicolato ha affrontato ieri l'Armenia vincendo però un pochino a fatica 1-0. Andiamo a vedere il panorama completo per quanto riguarda Serie A, Serie B e Serie C. Si inizia per la Serie A sabato con Lazio-Atalanta, Napoli-Verona e Juventus-Bologna. Per quanto riguarda la B, le Venete, 8ª giornata, venerdì Cittadella-Cosenza, sabato Juve-Stabia contro Pordenone, Venezia contro Salernitana e domenica chiude Chievo contro Ascoli. Nella Serie B femminile la Permac Vittorio Veneto riprende a giocare da capolista con l'allenatore Bortoluzzi che attende al Barison di Vittorio Veneto il Perugia. Andiamo in Serie C dove ci sono le novità, la sconfitta del Padova che si è fermato, perde a Ravenna per 2-1, apre di nuovo il campionato. Sabato 10ª giornata con Ravenna Arzignano, San Benedettese Virtus Verona, domenica poi Triestina Padova e a proposito di Triestina arriva al Nereo Rocco Carmine Gautieri, vedete il saluto che hanno dato a Carmine Gautieri sul sito della società che ha subito effettuato, tanto per far capire che non si scherza, perché il trapasso tra Pavanel e il secondo era avvenuto in maniera positiva, cioè da Pavanel tutte perse, con il secondo Princivalli tutte vinte. Qualcosa poteva incominciare a funzionare, poi invece di nuovo sconfitte e allora la società è corsa ai ripari. Carmine Gautieri, nuovo allenatore che tanto per farsi capire, vi dicevo, ha effettuato oggi un doppio duro allenamento. In Serie D, 8ª giornata, Cartigliano ferma sul pari a Tamai 2-2, Luparense pari a Chioggia, mentre il Montebelluna fa 0-0 in casa contro il Villafranca, torna a respirare un pochino, sale a quota 5 in classifica, lasciandosi alle spalle proprio Tamai e San Luigi Trieste. Per quanto riguarda l'eccellenza, eccoci ai nostri campionati, abbiamo seguito Eclisse San Donà sabato pomeriggio. Sentiamo il tecnico ospite al termine della partita. Lui è uno importante, insomma uno che di categorie ne ha fatte di più alte rispetto all'eccellenza. Si chiama Gianfranco Fonti. Secondo me siamo partiti bene, abbastanza bene anche nel primo tempo, perché comunque abbiamo avuto
2 palle gol importanti dove il portiere ha fatto 2 grossi interventi, soprattutto sul colpo di testa di Di Giuseppe. È chiaro che sono partite che devi segnare, devi andare in vantaggio perché poi la partita può cambiare. Loro hanno fatto la loro partita giocando con grande decisione, umiltà, caparbietà su tutti i palloni e chiaramente vedevano che più il tempo passava e più la cosa poteva riuscire. E per noi insomma il fatto di non essere riusciti a sbloccare il risultato ci ha portato poi alla fine forse non avere neanche più le energie necessarie per trovare lo spunto importante, però credo che abbiamo fatto una buonissima gara contro un'ottima Pievigina che sicuramente si risolverà perché ha fatto un certo tipo di campionato importante l'anno scorso e quindi sicuramente lo farà anche quest'anno. Quello che conta per noi è comunque una prestazione più che sufficiente, chiaro che abbiamo ancora tanti margini a migliorare. Peccato l'infortunio di Giuseppe che mi ha costretto anche a rivedere un po' le carte, anche se poi Crivaro ha fatto molto bene, però vorremmo che tutti quanti i ragazzi stessero bene. Una prova che comunque ci dà fiducia, che ci permette di guardare con ottimi spiragli quello che sarà il nostro futuro. Chiaramente dobbiamo essere bravi a migliorare dei tempi di gioco, a volte più veloci di quello che siamo riusciti a fare, però la strada è quella giusta e quindi non bisogna demordere e questo aspetto mentale e di volontà da parte dei ragazzi a mio avviso col tempo darà i suoi frutti. È qui comunque il campionato, insomma, Porto-Mansuè, Portogruaro, voi? Ma non lo so, ci sono ottime squadre, vedo che ogni partita insomma è una battaglia, abbiamo affrontato l'Istrana, abbiamo affrontato l'Iventina che mi hanno destato un'ottima impressione, quindi credo che non sia facile per nessuno, adesso dobbiamo affrontare ancora tante altre squadre, però di quelle che abbiamo affrontato noi sono state tutte squadre all'altezza che ci hanno anche messo in difficoltà e che per scardinale abbiamo dovuto tirare fuori il meglio di noi stessi. Cosa che dobbiamo sempre cercare di fare perché altrimenti diventa difficile. Non credo che sia una battaglia così a noi tre, credo che noi dobbiamo guardare quello che siamo capaci di fare noi e continuare con la fiducia di quello che abbiamo fatto finora e che ci può dare sostanza per il futuro. Buon lavoro. Grazie. Questo Gianfranco Fonti, un tecnico esperto alla guida del San Donà, è una squadra insieme al Portogruaro e al Porto-Mansuè che punta decisamente alla promozione, vedremo. Sentiamo sempre per questo campionato, rimaniamo nella gara QDP San Giorgio Sedico che abbiamo seguito domenica pomeriggio. Ne è uscita una vittoria della formazione ospite del San Giorgio Sedico per 2-1. Andiamo a sentire mister Turchetto, il tecnico dei padroni di casa, un po' demoralizzato a fine partita. Andiamo in casa Union QDP con Turchetto che si è visto sfuggire questa partita ad un certo punto, un secondo tempo dove loro hanno ingranato qualcosa in più. Sì, noi abbiamo fatto, dal mio punto di vista, abbiamo fatto un buonissimo primo tempo dove forse potevamo anche essere sul 2-0. Poi effettivamente il secondo tempo con l'ingresso di Piloti e Bunafà loro hanno alzato nettamente il baricentro e ci hanno messo in difficoltà, anche se sinceramente da panchina pensavo di riuscire a portare a casa il pari, tutto sommato. Il pari si era instradato ad un certo punto perché non riuscivano a trovare il bandolo della matassa, poi hanno cominciato a far girare Bonufà da una parte e Piloti dall'altra e li aveva messo in difficoltà. Beh, insomma, la qualità di questi due ragazzi non si discute, dispiace perché stiamo facendo una serie di discrete prestazioni, però non riusciamo a portare a casa punti e quindi è dura. È dura e tosta, lo diceva anche il tecnico del San Giorgio, insomma è un campionato tosto, difficile, però insomma siete lì, insomma a metà, quindi potete ancora guardare con tranquillità. Beh, oddio, sì, la classifica è ancora abbastanza corta, non ho visto i risultati di oggi, chiaro che comunque arriviamo da 5 sconfitte consecutive e quindi comincia a essere pesante, certo. Devi recuperare ancora qualcuno? Speriamo, domenica rientra Martina alla squalifica, De Checchi sta tornando in gruppo in modo tale da avere anche
qualcosa in più su cui lavorare. Sì, De Checchi l'hai citato tu, stavo per dirlo io, ti serve qualcuno dietro anche di esperienza, insomma, no? Sì, noi abbiamo tanti giovani che stanno pian pianino crescendo, però abbiamo bisogno, in questo momento abbiamo bisogno dei vecchi che ci diano, che siano tutti e che ci diano qualcosina in più, insomma. A proposito dei vecchi, come mai hai tirato fuori Zeckovic? Mi ha chiesto lui il cambio perché ha preso una botta sul ginocchio, ha detto che non riusciva più a correre. Mi dispiace perché oggi stava facendo anche abbastanza bene, mi stava tenendo su diverse palle e non ci voleva, speriamo non sia niente di grave, insomma. Lo speriamo anche noi. Cristiano Turchetto, tecnico del QDP, Union QDP. E per quanto riguarda il campionato di eccellenza, vi ricordo, sono i due gironi. Nel girone A, Giorgione ha preso 2 punti di vantaggio sul Sona, mentre in questo girone, quello di cui parlavamo con appunto QDP, San Giorgio Sedico, Eclisse e San Donà, ci sono in testa Porto Mansuè e Porto Gruaro a 16 punti, San Donà a 14 e San Giorgio Sedico 13 punti. Domenica si giocherà una partita a Vittorio Veneto al Barison tra Vittorio Veneto e Lia Piave. Il collega Flavio Cipriani, che è un po' un cultore della statistica, mi comunica che il Vittorio Veneto non vince in casa contro il Lia Piave dal 1993. Quindi questa bella curiosità, insomma, vedremo se sarà o meno smentita e cancellata domenica prossima. Naturalmente tutti si augurano di no in casa Lia Piave, come ho appena detto. Bene, allora andiamo in promozione, dove nel girone D Opitergina ha vinto in trasferta a Tre Baseleghe, si è portata a 16 punti, Godega ha perso all'Omo Bonotenni di Treviso contro il Treviso di Bellotto e si ferma con Fontanelle a 11 punti, mentre il Treviso comincia piano piano a risalire la china. Adesso il basket della TVB abbiamo appena parlato, in Serie A2 femminile il Ponzano sarà di nuovo in trasferta dopo la sconfitta in casa con Castelnuovo, mentre ritorna in casa finalmente dopo 2 trasferte consecutive la Ruker Sanve, che vince ancora, ha fatto la terza vittoria i ragazzi di Mian, quindi sono lanciatissimi e li vedremo in casa al Palasystem di Saccon di San Vendemiano. Andiamo sul campionato invece di A1 femminile di volley, è entrato nel vivo, iniziato alla grandissima l'esordio stagionale dell'Imoco, vittoria netta per 3-0 contro Monza delle ex danesi Scorupa ed Ortolani. Abbiamo avvicinato con i nostri microfoni una delle giocatrici più interessanti acquistate quest'anno, Indre Sorokaite, che ancora non sta bene del tutto con l'incidente leggero che ha avuto nella preparazione, e allora andiamo a sentirla però, perché Santarelli l'ha fatta esordire lo stesso. E intanto come stai? Bene, sempre meglio, sto recuperando, questa settimana ho iniziato a saltare. Sono contenta che Daniele mi abbia utilizzata comunque in battuta, così entro anche per prendere il ritmo, per sentire quel brivido della partita, ritornare un attimo, quindi va tutto al meglio. La settimana prossima spero di tornare al 100%, sì. Hai sentito il brivido anche del Palaverde? Hai sentito, insomma? Sì, molto bello, sempre una bella sensazione, finalmente mi sento a casa, quindi finalmente sento il tifo per me e per noi. Lo avevi detto in sede di presentazione. Che idea ti sei fatta adesso di questa Imoco? Perché questa sera avete dato una bella prova sia in ricezione sia in attacco, sia con molte e diverse soluzioni. Sì, secondo me è un Imoco con diverse soluzioni e lo sarà. Sicuramente abbiamo un grande potenziale ancora, perché abbiamo fatto qualche punticino in più che abbiamo concesso, è stato per i nostri errori, ma soprattutto per un po' di casino in campo, quindi manca un po' di conoscere la ragazza a fianco, no? la compagna a fianco, per cui secondo me partita dopo partita andrà solo che meglio, però oggi direi che abbiamo iniziato alla grande. Indre, buona guarigione completa. Grazie, grazie. Questa Indre Sorokaite si gioca domani sera per quanto riguarda il turno infrasettimanale con Chieri, la trasferta, per quanto riguarda la formazione dell'Imoco Volley Conegliano, che poi giocherà in trasferta a Iesi contro Filotrano domenica alle 17. Andiamo a parlare di Pro 14 di Benetton. Domani vi faremo ascoltare l'intervista con il capitano Alberto Sgarbi che abbiamo realizzato. Ci parla chiaro Alberto Sgarbi di quello che è successo appunto
vinto a Swansea contro gli Ospreys, quindi una sconfitta che ha amareggiato un po' tutto l'ambiente, però l'ambiente è pronto per reagire, per cercare la prima vittoria del campionato Pro 14 2019-2020. È iniziato anche il campionato di Serie A femminile con l'arredissima Villorba che ha vinto anche la seconda di campionato, ha perso invece ancora una volta, questa volta al photo finish, la compagine trevigiana del Red Panther su una compagine giovanissima, e domenica ci sarà scontro proprio tra le due trevigiane, tra l'arredissima Villorba e le Red Panthers Treviso, da non perdere sicuramente. È tutto, ci fermiamo qui, noi vi diamo appuntamento a domani.